Buonasera dal Pala del Mauro di Avellino, prima giornata del campionato di futsal Serie A New Energy. Si sfidano la Sandro Abate 5 Soccer e l'Olympus Roma, squadra vice campione d'Italia. Inizia una nuova esaltante stagione, amici del futsal Avellino in maglia bianco-verde, maglia di casa per la squadra di Patron Melillo. Non c'è il capitano Massimo Abate, che ha subito un intervento chirurgico, è in tribuna ad assistere ai suoi ragazzi. Il capitano sarà Lucio Avellino. Olympus Roma in maglia rossa con bande rosa chiaro. In telecronaca Marrazzo Alfonso con la seconda voce di Francesco Marrazzo. Buonasera a tutti i telespettatori di Futsal TV, buon campionato Alfonso e buon campionato a tutti. Buon campionato agli amici del futsal. Io vi presento i roster e poi dopo nel dettaglio anche gli starting five: Vitiello, Gattarelli, De Luca, Ezzi, Gui, Wilde, Parisi, Di Luccio, Petrillo, Donatiello, Avellino e Osian per la squadra di coach Piero Basile. Risponde l'Olympus Roma con Gabriel, Isgro, Achilli, Cutrupi, Ducci, Borolo, Ceccarelli, Marceligno, Portino, Luisigno, Di Eugenio, Biscossi, Rodriguez, Bianchetti e Dimash. Coach Daniele Dorto. Arbitrano l'incontro il signor Dario Pezzuto, primo arbitro della sezione di Lecce, il secondo arbitro Alessandro Canizzaro della sezione di Ravenna, cronometrista Fabrizio Andolfo della sezione di Ercolano. Francesco, spiegaci nel dettaglio i primi starting five. Allora, la Sandro Abate Avellino schiera Parisi tra i pali, poi ci sono Ezzi, Gai, Avellino e Osian, Avellino capitano. Invece l'Olympus Roma schiera Ducci in porta, Fortino, Luisigno, Di Eugenio e Dimas, due vere squadre che possono ambire anche ad un campionato importante. Le basi ci sono, gli ingredienti per questa partita ci sono, tutta da vivere e tutta da gustare con gli amici di Futsal TV. Eh sì, Francesco, la palla già in mezzo al campo, pronto appunto il calcio d'inizio. Si sta per vivere una nuova stagione per gli amici del futsal. Non c'è per Avellino Ugherani, squalificato, e la Sandro Abate perde uno dei top player del futsal italiano, Francesco. Sì, 3 turni di squalifica per Gabriele Ugherani, romano poi tra l'altro, quindi per lui sarebbe stato anche un derby giocare questa partita, però la Sandro Abate ha giocatori importanti sui laterali come Ezio e Osian, quindi può sicuramente dire la sua questa sera. Raggiunge anche la tribuna il team manager Antonio Ferraro della Sandro Abate, mentre si preannuncia una stagione ricca di emozioni. Da Sandro Abate negli ultimi anni ha disputato sempre i playoff. L'anno scorso poi con Eboli si è resa, Eboli poi campione d'Italia proprio contro l'Olympus Roma. Quest'anno squadre come Genzano, lo Napoli, Eboli, tante, stessa l'Olympus, tante squadre importanti pronte a giocarsi il tricolore che l'anno scorso è arrivato in Campania ad Eboli, e quest'anno invece la Campania, Francesco, perde il Real San Giuseppe che non si è iscritto al campionato. Eh sì, Alfonso, abbiamo Napoli, Eboli, Sala Consilina come squadre che rappresentano la Campania, mentre anche i laziali hanno comunque delle compagini importanti. Tanto è partito il match. Dimash già ci ha provato dopo 6 secondi la grande risposta di piede di Parisi, portiere anche lui nell'orbita della nazionale del futsal. Adesso pronto a battere la rimessa laterale Ezzi, palla lunga a cercare Gui, che anche nella passata stagione è stato uno dei pilastri della Sandro Abate insieme ad Alex, che adesso è passato al Barcellona. Lo scorso anno poi fu una protagonista di una rissa in questa partita dove vinse l'Olympus Roma per 3-2, a cui fu squalificato per 4 turni. E dunque anche aneddoti legati al match contro l'Olympus, mentre 2 anni fa la Sandro Abate all'ultimo secondo vinse 5-4 contro la squadra romana. Dunque sempre match ricchi di pathos e di emozioni al Pala del Mauro. Qui non c'è fallo, Ezzi, Veronica può servire, Osiano, il tiro, la grande parata di Ducci, incredibile, occasionissima per la Sandro Abate dopo nemmeno un minuto di gioco. Francesco, ritmi già altissimi. Sì, la ruleta di Ezzi sarà fenomenale, Alfonso. Dunque calcio d'angolo per la Sandro Abate, che va a battere Lucio Avellino. Presentate anche le maglie in questa stagione. Gui si sgancia, ancora miracolo di Ducci, che si distende sulla sua sinistra, Francesco, e mette in corner, però buono lo schema provato dagli uomini di Basile. Sì, lo scarico di Avellino, il sinistro impetuoso di Gai, angolatissimo, bravo Ducci a distendersi alla sua sinistra.
ancora qui, prova il destro, questa volta fuori bersaglio. Applausi del pubblico, applausi anche da parte di Gabriel Ugherano in tribuna, che carica Lucio Avellino, carica la squadra. Possiamo stimare, Francesco, intorno alle 300 presenze, 200 presenze? Sì, adesso anche alcuni tifosi stanno assiepando le gradinate del Palasport di Avellino. Speriamo che comunque la Sandro Abate quest'anno possa comunque usufruire di un pubblico maggiore. Dato va via in bello stile Osian Dimash, poi fa buona guarda qui in rimessa laterale che va a battere Ezzi in orbita nazionale. Francesco, giovanissimo, arrivato dal Monastir, giocatore davvero importante. Sì, già si è fatto notare con quella ruleta all'inizio della partita, quindi speriamo che per la Sandro Abate sia il valore aggiunto. Tanto Parisi prova lungo lancio, bravo Luisigno a intercettare la palla e a servire Fortino. Poi si va ancora da Luisigno, lungolinea verso il pivot. Fortino ex Napoli, poi però spreca tutto dopo il pressing di Ezzi è entrato, Francesco, benissimo in partita. Sì, un altro aneddoto del soprannome di Fortino è Robocop, Alfonso, quindi adesso vediamo Robocop contro Terminator, casomai Ezzi. Speriamo sia così di vivere un bel match. Osian ha giocato già con Basile a Napoli 2 stagioni fa, nella passata stagione in Spagna, quando ha conquistato lo scudetto a Napoli. Occhio e Coppa Italia, occhio a Gui che non ci arriva sul pallone. I minuti sono 1,5 del primo tempo, sempre 0-0. Ovviamente, Alfonso, il parziale è fermo sullo 0-0 perché le squadre si stanno ancora conoscendo e il ritmo comunque sembra altissimo già in queste prime batture di gioco. Però Avellino ha avuto già 2 occasioni, la Sandro Abate con Gui. In entrambi i casi ci ha messo più di una pezza Ducci. Occhio ancora Luisigno, si cerca Fortino. Di Eugenio, se non vado errato, con Ducci sono due italiani in campo per l'Olympus, mentre c'è Ezzi e Parisi in casa Sandro Abate. Di Eugenio, proprio lui, palla a Fortino, occhio, può puntare Lucio Avellino, poi converge, si va dietro con la da Di Eugenio, molto alto il calcettista dell'Olympus. Poi sembrava persa questa palla, invece bravo Fortino a difenderla, a servire ancora dietro Di Eugenio. Si va da Luisigno, Ezzi, Breck, Sandro Abate, Osian vuole il fallo che non c'è. Occhio per qui che può calciare col destro, chiude molto bene lo specchio la porta Ducci. Francesco, ripartenza Olympus. Sì, contropiede con Fortino, carica al sinistro, è una finta per Di Gregorio, palla in mezzo, fuori. La palla è uscita. Quindi si salva Alfonso la Sandro Abate in questo contropiede, nonostante Gui avesse lo specchio per calciare in porta. Bravissimo ancora Ducci, però, che ha fatto 3 parate in 2 minuti. Sta per entrare Wilde, uno dei top player mondiali del futsal. Wilde ha vinto di tutto nella sua carriera, Specialmente in Spagna, Alfonso, con il Murcia e il Barcellona. arrivato dopo l'addio a sorpresa di Alex. Wilde, Osian non trova nessuno, trova il varco giusto, applaude Massimo Abate che gradisce le giocate dei suoi, però non disdegna qualche strigliata di troppo. Ovviamente si fa sentire il capitano della squadra, Irpina, ai suoi ragazzi, che comunque con il cuore sostiene la squadra alla prima vittoria casomai in campionato questa sera. E dunque Fortino, Lucio Avellino, Breck, rimessa laterale. Minuti 2,5 del primo tempo, 0-0. Lucio Avellino, lungolinea per Gui, il pressing è fruttuoso di Eugenio e quindi rimessa laterale per l'Olympus. Applausi di Massimo Abate per Gui, dentro Wilde. Francesco, abbiamo anche l'onore di vedere dal vivo e commentare uno dei campioni del futsal. Eh sì, Alfonso, grazie a Futsal TV siamo qui a commentare questa partita, questi grandi campioni. Il livello, Alfonso, è veramente altissimo, i giocatori corrono in maniera impetuosa e speriamo di vedere però qualche giocata degna della Serie A, insomma. E dunque Osian, Avellino prova il numero su Fortino, non ci riesce, poi bravo a non commettere fallo qui di slancio. Parisi chiama palla e la fa sua e la serve subito ad Ezzi. Wilde, doppio tocco, forse è troppo frettoloso questa scelta. Intanto per l'Olympus entra il numero 6 Gabriel, se non sbaglio è uscito Dimash, Francesco. Poi c'è Luisigno, palla dentro molto bella, miracolo di Parisi,
anzi su Dimash. Sentiamo poi chi è uscito, Francesco. Poi il sinistro che termina al lato, sarà ancora calcio d'angolo perché c'è stato un tocco di Wilde, secondo Canizzaro di Ravenna, dentro anche il numero 4 Sandro Abate, Gattarelli, fuori Ezzi. Sì, per la squadra romana Gabriel brasiliano l'anno scorso al Mantova, quindi un giocatore importante, classe 97, e quindi un buon rinforzo per la squadra di Mister Dell'Orto. Che attenzione, Wild scivola, poi c'è contropiede Sandra Abate con Osian va sul doppio passo, non riesce a ribadire in rete. Doppio cambio per l'Olympus, dentro il numero 10 Cutrupi, fuori Fortino e Luisigno, dentro Cutrupi e Marceligno. Cutrupi c'è un aneddoto, Alfonso. Cutrupi devi sapere che gioca nella squadra di Totti del calciotto, Totti calciotto, quindi è un compagno del Tavore di Roma, sì, quindi come soprannominato così, quindi l'anno scorso sei andato da centrocampo qui al Pala del Mauro, quindi Cutrupi è un giocatore molto importante e questo palazzetto gli ha portato l'anno scorso fortuna. È Wilde che caricato da Massimo Abate in tribuna, occhio qui a Parisi che controlla il match con la palla che scivola in curva sud. Parisi, Wilde, palla Osian si trascina la palla fuori e perde palla, non sapeva cosa fare Osian con il pallone. Bugherani lo rincuora alla tribuna. Bravo però Alfonso Dimas a portarlo sul lato debole, quindi una buona rimessa in fase offensiva per la squadra dell'Olympus Roma. Occhio qui uno schema, Sandro Abate che quest'anno indossa delle divise bianco-verdi, proprio il simbolo dell'Irpinia, e anche questo è un legame che ormai la società di Massimo Abate vuol consolidare con la terra. 5 stagioni di fila in Serie A e 5 stagioni culminate quasi con l'accesso ai playoff, se non erro tutte, tranne la prima forse, però poi andremo a vedere gli annali, però una Coppa Italia conquistata di Serie A2 ad Asti nel 2019. Occhio a Avellino, bravo, non commette fallo, poi cerca appunto di servire sullo scatto Gattarelli che però non ci ha creduto e si è fermato, e dunque l'Olympus, Francesco, può rimettere in gioco un nuovo pallone e provare una nuova offensiva. Sì, adesso c'è l'imbucata per Marcelino, chiusa molto bene da Avellino, riparte Wilde, la palla è sul destro, attenzione, Gattarelli passa per Osian, poteva anche calciare Osian, si accinge ad un dribbling di troppo, la puntata a cui c'era tutta, quindi si salva l'Olympus Roma. Diciamo che la Sandro Abate rispetto all'Olympus ha 3 calcettisti in meno in distinta, dentro intanto Di Luccio, fuori Osian, c'è Ugherani squalificato, lo ricordiamo. Anche Roma cambia, a 3 squalificato Roma. C'è Biscossi in campo col numero 24. Sembra avere più ricambi Daniele Dorto rispetto a Piero Basile. (14:32) al termine del primo tempo, 0-0 al Pala del Mauro. Forse Gui torna in pettore perché ha gioco di parola, la pettorina addosso, forse entrerà al posto di Wilde che è stato un po' timido, Alfonso. Sì, ci aspettavamo tutti qualcosa in più da Wilde, eccolo qui in azione intanto, chissà se proverà a smentirci Avellino. Wilde in movimento adesso va molto bene, poi però non riesce a superare il numero 6 Gabriel, però adesso mi sa che anzi non è dentro, fuori Gattarelli, dentro qui e c'è fallo qui su Wilde, non sanzionato né da Pezzuto né da Canizzaro. La panchina della Sandro Abate sbraita, occhio a Cutrupi però colpisce il suo compagno di squadra Biscossi e la rimessa è per la Sandro Abate. Sì, Alfonso, la Sandro Abate ha un pivot e mezzo in campo come Wilde e Gui. Vediamo adesso, si alternano Brutta palla persa di Avellino, anche in posizione laterale, quindi adesso vediamo gli attacchi Irpini di Basile, cosa ha congegnato il coach Irpino. Coach ex Napoli da 2 stagioni, la seconda stagione ad Avellino. Occhio a Wilde, Gui sul destro, Gui prova a convergere, poi serve a Avellino,
ancora da Wilde, brutta palla persa di Avellino, occhio a Marcelinho, non commette fallo, cioè calcio d'angolo, non ha commesso fallo Avellino, forse però Francesco poteva starci su Marcelinho. Sì, però l'arbitro l'ha piazzato bene, quindi forse ha accentuato la caduta Marcelinho. Voglio sottolineare il forza Wilde del patron Abate al giocatore carioca, che comunque, come dicevamo, è entrato un po' timido in partita. Se non sbaglio Wilde 42 candeline per lui, tanta esperienza, occhio allo schema, capisce tutto Gui, poi il portiere prova un destro, gli frana addosso però Di Luccio e c'è il primo fallo forse per la Sandro Abate. Uno l'ha commesso già anche Roma, quindi 1-1 è il conto dei falli. 13 ed 11 alla fine della partita, palla a Cotrupi. Adesso la partita Francesco la sta facendo però l'Olympus. Sì, un buon infraseggio della squadra romana, però anche Avellino si difende bene con le unghie e con i denti. Adesso c'è Gui in attacco, la palla sul destro. Brivido! Applausi scroscianti da Del Mauro. 3 occasioni per la Sandro Abate create tutte da qui. Occhio qui, bravo in angolo, in fallo laterale, chiedo scusa, ancora Gui, però le occasioni sono tutte create da Gui. Entra intanto Ezzi, fuori Wilde. Francesco prova, il capitano ha spronato Wilde. Come invece tu consideri la prova di fuoriclasse brasiliano? Allora, Alfonso soprattutto non sotto la sufficienza attualmente, perché comunque è stato un po' impacciato, ha perso delle palle importanti favorendo dei contropiedi mortiferi alla squadra romana. E anche l'impatto con il futsal italiano, forse che lui non conosce benissimo, sta facendo un po' la differenza per Wilde. Adesso però la Sandro Abate prova ad imbastire una nuova azione d'attacco con Ezzi, palla per Gui, va via Gui, però bravo Ducci, ha capito tutto e poi serve anche molto bene numero 10 Cutrupi. Non c'è fallo qui, c'è palla, poi Veronica si scivola sul parquet del Mauro, bravo qui Alfonso, gara molto maschio comunque, duelli accesi a centrocampo nelle zone medio-basse del campo, quindi si lotta su ogni pallone, perché comunque questa è già una gara importantissima, uno scontro quasi diretto questo. Assolutamente, è il primo big match di una lunga serie. Occhio qui, Parisi prova, blocca e chiama la palla, poi Ezzi, palla lunga verso qui. Nel calcio a 5 però la palla lunga, Francesco, non è sempre preda degli attaccanti, dei pivot. Sì, infatti abbiamo visto De Luccio fare dei lanci lunghi in sequenza, forse uno schema comunque che ha preparato Basile. Quindi riparte l'Olympus con Di Eugenio, poi si va da Marcelinho sul sinistro, poi la porta bene sul sinistro, calcia, ci mette una pezza, più di una pezza, Gattarelli, sì, Gattarelli, poi ancora Cutrupi dentro da Marcelinho, Parisi respinge e salva la porta biancoverde. Adesso l'Olympus però sta crescendo. Sì, soprattutto con Marcelinho che sta facendo un reparto da solo in avanti, quindi si è caricato la squadra sulle spalle Marcelinho, quindi il pericolo numero 1 per la Sandro Abate Avellino. Tribuna Terminio gradevole alla vista. Noi siamo asseparati in tribuna Montevirgine per commentare la partita. Tanto bellissimo lo schema qui, il sinistro al volo, elegantissimo di Marcelinho, sempre lui. Si era coordinato Alfonso in maniera eccezionale. Anche se lasciato troppo solo, perché ha avuto il tempo di pensare e calciare come adesso, però rimpallato da Avellino il tiro. La Sandro Abate sta cercando un po' di giocare di rimessa in questi minuti della partita, quasi siamo a metà della prima frazione. Sandro Abate che cerca, aspetta nella propria metà campo gli avversari e confida nell'errore, come in questo caso Gui. Qui c'era fallo su Avellino, non sanzionato dagli arbitri. Poi Ezzi lungolinea, prova al destro e qui altro fallo non sanzionato. E Francesco, un po' un metro arbitrale non proprio impeccabile per la Sandro Abate. Sì, dopo 10 minuti di gioco è stato rischiato solo un fallo, quindi per farti capire la direzione di Pezzuto di Lecce, che lascia curare molto. Azione splendida questa della Sandro Abate, puoi sottolineare, calciata in porta da Ezzi, palla però che finisce in curva. E palla Cutrupi. Olympus Roma
che prova ad attaccare la corsia laterale di destra della Sandro Abate, poi Marcelinho. Dunque perde palla, non si capisce con il suo compagno Marcelinho. Piero Basile, vediamo un po' stizzito Francesco in tribuna, però vedi parla anche con Massimo Abate in tribuna, cerca consigli anche dal capitano, da colui che ha fondato questa squadra nel 2017 e che si è ritrovata in 5 anni in Serie A. Sì, Alfonso, contro Aniene commentammo anche quella sfida, ti ricordi? Palacone di Proto la Serra. Sì, dove Aniene fu sconfitta dalla squadra della Sandro Abate. Aniene che poi si è rivista in Serie A e quindi sempre squadra romana. Vediamo che la squadra adesso di mister Dell'Orto, di coach Dell'Orto, comunque sta prendendo man mano le redini del gioco, con Fortino adesso scambia con Dimas, molto bravo. Qui c'è fallo tutta la vita. Fino a mettere il fallo Fortino, non c'è giallo, perché nel futsal spesso e volentieri dei falli di questo genere vengono sanzionati con il cartellino, invece preferisce tenere tutti a bada il direttore di gara. Ricordiamo anche la situazione falli, siamo 2-1. 2-1 per l'Olympus Roma. Osian sul pallone. Avellino. Palla Ezzi per Wilde la può domesticare, può girarsi, può servire sulla corsa Osian, che poi ha pensato a una finta, gli è andata anche bene, però poi è saltato e poi qui Avellino non commette fallo. Che giocata di Lucio Avellino, che giocata difensiva Francesco, tanta roba. Sì, Gabriel aveva tentato il dribbling a destra di Avellino, ha preso la classica posizione difensiva perfetta e quindi non c'è fallo, c'è rimessa per gli Irpini. Anche Gabriel infatti non ha avuto proteste, quindi ha messo la bravura di Avellino. Wilde con il petto. Wilde secondo me per il suo trascorso, per il suo curriculum mette un po' di soggezione agli avversari, anche se cerca di entrare ancora in partita. Wilde sbaglia un passaggio in orizzontale molto semplice, però Wilde con le sue scarpette fucsia non sta convincendo Francesco. Sì, per ora ha detto una cosa simpatica, si fa apprezzare per le scarpe, per la simpatia delle scarpe, però per le giocate un po' meno. Buona chiusura diagonale difensiva di Ezzi, palla a Ducci, Avellino di testa, poteva anche stopparla qui, Lucio ha preferito invece giocare, di fare la sortita frettolosa, però perde la posizione adesso da difensore, adesso va a recuperarla Wilde, non commette fallo su Gabriel, poi lancio lungo, occhio qui, da una giocata di Lucci è nato però un pericolo Francesco. Sì, perché comunque Fortino è molto alto come calciatore, è molto esperto, è molto furbo, quindi anche Parisi è stato bravo con i pugni a rifugiarsi in fallo laterale. Stiamo assistendo Alfonso però a tanti lanci lunghi. Occhio qui lo schema dell'Olympus, colpisce il compagno di squadra Gabriel, c'è il primo time out del match. Dorto e Basile vogliono parlarci su gli applausi di Ugherani, di Rizzo e di Abate alla squadra, però è una partita che è decollata nei primissimi minuti di gioco, con Gui che ha avuto 3 occasioni, ha risposto l'Olympus Roma con le parate di Parisi su Marcelinho, però Francesco quel guizzo in più da parte degli Irpini uno se lo aspetta. Certo, Alfonso, abbiamo assistito alla giocata anche frettolose, molte palle perse, tanti lanci lunghi, quindi ci aspettiamo la classica giocata del fuoriclasse, perché qui di fuoriclasse non mancano, quindi speriamo di assistere a una ripresa del gioco più vivace, più entusiasmante. Ora le squadre si stanno studiando come giusto che sia e quindi noi ne perde un po' lo spettacolo, noi lo spettacolo lo vogliamo vedere come anche gli spettatori a casa. Si dissiedono i giocatori dell'Olympus Roma prontamente inquadrati dalla regia. Coach Dorto sta mettendo i suoi a squadro anche in cerchio, perché vuole maggiore concretezza da parte dei suoi giocatori. Suona la sirena, si ritorna in campo. 0-0, mancano 8 minuti e 50 secondi al termine della prima frazione, che vede Sandro Abate e Olympus ancora a reti bianche. 0-0.
al Pala del Mauro di Avellino, Serie A New Energy, prima giornata, stagione 23-24. E sì, Alfonso, 8 minuti e 50, nel calcio 5 però sono un'eternità, quindi ci sarà ancora molto da vivere in questo primo tempo. Assolutamente sì, Francesco, di testa adesso Gabriel che poi una volta entrato non è più uscito se non sbaglio. Occhio adesso ancora a Fortino, stocco di braccio involontario, ancora Gabriel, scocca al destro, Parisi blocca, quindi poi c'è fallo tutta la vita, e questo abbiamo sentito il rumore degli scarpini fino a qui c'era fallo su Wilde. Fortino, E il metodo di giudizio di Pezzuto forse è lo stesso dei primi minuti, contrasti duri ma non fallosi per il fischietto di Lecce. almeno 2 sanzioni non fischiate in favore di Avellino, mi sento di dire in cronaca diretta. Palla Fortino, poi si va da Gabriel, ancora Fortino da dietro, riparte l'Olympus e poi scappa via Fortino da Avellino, ignorato dal compagno di squadra. Adesso riceve la palla Fortino, è solo, deve indietreggiare, poi la sfera ancora a lui dopo il passaggio di Luisigno. Gabriel, Luisigno, ancora Luisigno per Fortino, bellissimo lo scambio con Gabriel, la puntata, grande Parisi, ci mette il piede, poi Ezzi prova una finezza, non gli riesce, ancora l'Olympus, prova a puntare la porta e poi la palla rimbalza addirittura davanti alla nostra postazione, rischiando il patatrack. Fuori Gabriel per Olympus, dentro di Eugenio, anche la Sandro Abate ha fatto dei cambi, dentro Gattarella e Gui. Il patron Melillo rilancia la sfera in campo. Palla a Luisigno. Entra anche Dimash in casa Olympus. Fortino, ancora qui Dimash di Eugenio. Si muove bene Alfonso Fortino senza palla, comunque crea scompiglio nelle maglie biancoverdi. Qui servito bravissimo infatti di prima a servire Luisigno, poi questo è un buon varco per lui, ci mette il piede Gattarelli, però adesso sta soffrendo la Sandro Abate. Sì, diciamo che questa è stata un'azione fantastica della squadra romana, come dicevo Fortino apre il campo agli avversari e quindi alle conclusioni dei suoi compagni di squadra che possono vedere la porta in maniera ampia. E dunque calcio d'angolo per l'Olympus, Fortino si coordina, palla alta sopra la traversa di qualche metro di Parisi, però adesso sta prendendo coraggio la squadra di Dorto. Palla qui, non c'è fallo qui assolutamente, si continua a giocare. Lungolina sbagliato, Gattarelli break qui, può puntare la porta, qui, fuori. È quello che deve fare il numero 9 di Avellino, appena vede uno spiraglio deve calciare perché comunque è dotato di una bordata micidiale. E qui dotato di una buona dote balistica, però la sua conclusione è terminata abbondantemente alla sinistra di Dorto. Bello questo schema, occhio qui ho perso qui, poi ci mette una pezza in scivolata, dovrebbe asciugarsi anche un po' il parquet a mio avviso Francesco, perché si scivola, non è questo il caso, però in tante occasioni che ha provato il numero è poi incespicato sul pallone. Sì, forse il parquet di Avellino comunque è un po' vecchiotto, bisogna comunque fare dei lavori di manutenzione perché comunque è capitato molto frequentemente che i calciatori potessero scivolare. La palla nuovamente davanti ai nostri tecnici, dunque palla per l'Olympus, adesso prova lo schema di Eugenio, contratto in angolo Dimash. Tugherani confabula anche con Maurizio Prezioso, preparatore dei portieri. Occhio a Dimash, che destro, che conclusione Francesco, era una bellissima conclusione questa. Sì, si era coordinato benissimo il capitano dell'Olympus Roma, è stato bravo anche Gui a leggere la traiettoria del tiro. Attenzione qua Avellino c'è un'incomprensione con Gattarelli, poi in qualche modo recupera Avellino e forse subisce fallo ma non per Pezzuto. Avellino ha cercato di scappare sul lato destro di Dimash, non c'è riuscito, molto bravo nel ripiegare, e poi Osian che è tornato in campo, palla l'ex Napoli, Gui,
Osian cerca il numero, non gli riesce, occhio qui non riesce a fermarlo, poi recupera parzialmente la sfera, però la Sandro Abate qualche fraseggio un po' di troppo, Francesco. Sì, Gui qui è prezioso per la seconda volta in fase difensiva. La squadra di Avellino non riesce però più a trovare delle manovre fluide e pulite come nelle prime battutte di gara. E riparte la squadra romana con Luisigno, poi si va da Fortino, si va indietro, il pressing di Avellino però si ferma, palla Ducci lungolinea per Osian che prende la sfera, poi la riperde, si arrabbia Basile, occhio qui all'Olympus, prova la conclusione, sarà calcio d'angolo. Piero Basile ha avuto una smorfia contro Osian, smorfia sportiva si intende. Occhio ancora a Fortino che si coordina, però la palla dall'esterno, c'è qualche fischio del pubblico ingeneroso per Fortino che ha provato il grande colpo, mentre dalle tribune invocano un time out. Mister Basile però continua a giocare dentro ancora Di Luccio, fuori Gattarelli. Sì, Alfonso, perché comunque è il pubblico che ne mastica di futsal, ha visto la squadra di Avellino un po' in difficoltà. Il fatto sta che il mister Basile però non ha voluto concedere il time out. Ovviamente però si gioca adesso, speriamo che Avellino trovi un'azione manovrata e pulita. Abate che carica i suoi. Osian, tanto che il pubblico rumoreggia sugli spalti, ce l'ha con qualche giocatore forse dell'Olympus, poi scopriremo un po' nel dettaglio. Palla ancora Osian sul sinistro, lo prova, diagonale però che termina al lato. Osian poi accusa anche un colpo, non so, forse c'è qualche componente della panchina dell'Olympus che sta dicendo qualche parola di troppo? Sì, diciamo che il pubblico sta beccando Fortino, Alfonso, quindi forse Fortino ha provocato il pubblico irpino, forse con quella volée che è finita in tribuna, forse il pubblico irpino non ha capito forse un gesto del forte giocatore brasiliano. Poco pubblico ma che si fa sentire tanto al Pala del Mauro. Dunque adesso anche Cori contro l'Olympus, dentro intanto il numero 7 Isgro, giovanissimo Alfonso Isgro, 19 anni Isgro l'esordio in campionato con la media dell'Olympus, credo. Palla ad Avellino, Ezzi, coach Dorto in piedi, irrequieto anche Basile che si sta sgolando. L'anno scorso ricordiamo che Isgro è stato il miglior giovane della futsal della Serie A, quindi il numero 7 romano è già un giocatore affermato. L'anno scorso ha fatto benissimo, ecco che serve subito un assist d'oro per Masterini. Parisi ci mette l'ennesima pezza della partita, poi Ducci, bravo, poi però sbaglia Ezzi, Avellino prova il grande gol, poi Ducci però recupera la posizione, però Francesco la porta l'aveva beccata. Sì, Alfonso, l'anno scorso sono così cutrupi contro Avellino qui in questo palazzetto, ci ha provato il capitano Irpino, bravo anche Ducci per riprendere subito la posizione. Sgro sembra avere una grandissima personalità in mezzo al campo. Complimenti all'Olympus Roma per aver cresciuto un giocatore importantissimo anche lui nel giro della nazionale. Pronti Wilde e Di Luccio per Avellino. Occhio ancora Gabriel Francesco, punto fermo dell'Olympus. Sì, sta giocando molto bene il numero 6 laziale, fisico è importante, anche se Avellino sta ruotando molto Alfonso nelle sostituzioni. Vediamo i giocatori entrare e uscire con molta frequenza e quindi anche forse per il fiato questo, perché comunque siamo con 3 giocatori in più per la squadra romana. Quindi Avellino deve fare anche di necessaria virtù tra infortunio e squalifica. E chissà Francesco però se questo continuare le rotazioni possa essere un bene per la squadra avellinese, visto che comunque l'Olympus sta ruotando di meno i suoi effettivi. Gui, palla Ezzi, Avellino, il sinistro per Gui che si gira in un fazzoletto, poi prova anche la scivolata. Gui davvero molto attivo e gli applausi scrosciati del Mauro per Gui che adesso lascia il campo a Wilde anche in maniera irruenta.
Sì, infatti qui forse voleva restare sul parquet di Avellino, però nonostante i suoi movimenti, il mister Basile comunque ha preferito schierare Wilde, fatto sta che dicevo prima, tante rotazioni in casa Avellino in pochi minuti. E quindi Wilde, Di Luccio, Avellino, Parisi e Gattarelli. Lo starting five del no, tocco di braccio qui di Sgro, e qui l'arbitro però doveva sanzionare. Poi c'è il fallo di Wilde, giusto il fallo di Wilde, però ingiusto non sanzionare il tocco di mani di Sgro. Eh sì, Wilde qui ci ha fatto sentire i 20 anni di differenza, forse poco più. Fallo netto, bravo Isgro, però dopo il fallo di mano a gestire il pallone, il fallo di mano però era evidente. Il signor Pezzuto sta arbitrando, a mio sommesso parere, in maniera un po' troppo superficiale. Quindi non si intendono adesso Marceligno, il giocatore dell'Olympus, che però si tocca. Una manata involontaria da parte di De Luccio a Isgro. Ok, avevo visto io male, però Isgro non la prende bene. Non lo ha fatto sicuramente apposta. Isgro Alfonso però è entrato con un'ottima personalità, un bel giocatore. Assolutamente sono d'accordo con te, Francesco. Quindi palla a Avellino, Wilde. Avellino costretto a una giocata forzata dentro Osian di nuovo per Gattarelli. Wilde, Di Luccio, parallela, chiede Basile. Osian, va via Osian, Osian, che parata di Ducci con la mano bassa, poi ancora Di Luccio, Osian, però è fallo, chiede Basile, non fischia Pezzuto. Poi adesso la palla è di, vediamo un po' chi decide, l'arbitro. Resta a terra però un giocatore dell'Olympus. Parapiglia tra le panchine perché volevano un fallo prima gli avellinesi e dopo i romani, quindi c'è stato un po' di... A mio avviso non c'era il fallo, però il ripiego della Sandro Abate. Alfonso, però l'arbitro Pezzuto ha scelto un metro di non fiscare forse i falli, secondo lui, non duri. Fatto sta che Gabriele zoppica però, quindi l'entrata sarà sicuramente decisa. Finalmente si decide anche di giocare il perché, però la panchina dell'Olympus Roma è una furia, un uragano. Eh sì, Alfonso, perché dicevo, la direzione di Pezzuto, il primo arbitro è un po' troppo superficiale, cioè o si fanno male i giocatori quindi per chiamare un fallo oppure si gioca. Vediamo un po' il proseguo del match, manca un minuto e 47, il primo tempo sta andando agli archivi, sempre 0-0 per chi si fosse sintonizzato ora su Futsal TV. Palla del Mauro, prima giornata Serie A, New Energy 2-2, la situazione dei falli tra Sandro Abate e Olympus Roma, 0-0 ad 1:47 dall'intervallo. Palla a Cutrupi, lunghe leve per Cutrupi, che palla qui per Isgro, che palla per Cutrupi, non c'è fallo, poi Di Luccio prova a sorprendere Ducci. Non c'è contatto, non c'è nulla. Si cerca però il contatto, si cerca il fallo, come è giusto che sia nel futsal. Francesco, non vedo però le grandi manovre orchestrate dalla Sandro. Sì, la gara adesso la sta facendo l'Olympus Roma perché ha preso metri, ha preso campo, ha preso fiducia. Ovviamente ecco Isgro vicino al gol. Qui Di Luccio si è addormentato. Eh sì, infatti ha chiesto scusa ai compagni, anche a Parisi il portiere, quindi c'è stata un'incomprensione, però dicevo la squadra di Roma sta giocando una partita importante adesso. Wilde non riesce proprio a decollare, palla a Marceligno, Abate prova a scuotere i suoi dalla tribuna, Avellino invece prova a tampinare i giocatori della Olympus. Marceligno il piazzato con il sinistro, rimpallato però Isgro, quanto agonismo, quanta personalità, quanta destrezza ha messo in campo. Eh sì, si è visto il miglior giovane dello scorso campionato. Diceva Alfonso, forse la differenza tra l'Olympus Roma e la Sandro Abate la stanno facendo i pivot, perché comunque Marceligno e Fortino si muovono tantissimo, infatti va alla conclusione adesso Marceligno, mentre Wilde per Avellino forse è un po' meno più statico. Dice forse c'è un fallo di Cutrupi non sanzionato, è volato per le terre Osian.
Allora, adesso Oh, qui giocata frettolosa, è sbagliato di Osian. Avellino ci mette una pezza. Avellino qui poteva ragionare bene in attacco, meglio. Sì, Alfonso, la squadra di Basile è molto frettolosa anche negli schemi, quindi bisogna comunque rallentare i ritmi quando ci si può, perché comunque di fronte non c'è una squadra semplice, ma c'è una squadra molto forte. Assolutamente una delle candidate per il titolo finale, l'Olympus Roma. Anche però Patron Melillo, in sede di presentazione delle maglie, ha dichiarato di voler portare a casa quest'anno un trofeo e voler metterlo nella bacheca della Sandro Abate dopo la Coppa Italia della stagione 2019 per la Serie A2. Pavellino ha vinto tutti i campionati nazionali fino ad arrivare in massima serie. Qui c'era fallo forse su Ozian, ancora Pezzuto lascia correre Marcelinho sul destro, lo carica, sarà calcio d'angolo. 26 secondi alla fine, l'Olympus prova a chiudere questo primo tempo in attacco. Time out richiesto dalla squadra laziale. Sì, Alfonso, per chi è attento, vediamo Osian portarsi sempre il pallone sul sinistro, quindi forse hanno capito le giocate del numero 77 avellinese, i giocatori dell'Olympus Roma. L'abbiamo visto molto spesso portarsi la sfera sul sinistro del punto più basso, quindi forse Basile vuole lavorare anche su questo aspetto e comunque anche sulle prestazioni dei singoli, direi per gli avellinesi molto bene il numero 7 Ezzi e molto bene il numero 9 Gui. È stata inquadrata adesso la panchina della Sandro Abate, che sta confabulando e sta preparando la difesa per questi 26 secondi che chiudono la prima frazione. Invece coach D'Orto invece sta studiando uno schema d'attacco per provare a chiudere in vantaggio questa prima frazione. Dunque tutti al centro, assiepati nella propria panchina, invece già in campo i calcettisti della Sandro. 26 secondi al termine della prima frazione. Si riparte, Basile dentro Fortino, beccato dal pubblico, fischi anche di paura per esorcizzare un po' una giocata. Eh sì, Alfonso, ovviamente è stato beccato dal pubblico Irpino, che di futsal ne mastica, quindi ha visto che il giocatore con il numero 20 è quello più attivo nella squadra romana e quindi sono anche fischi per deconcentrarlo. Lo schema si va da Fortino, Wilde lo contiene, poi l'Olympus cerca una giocata che non gli riesce. Bravo Osian a metterci il piedone in fallo laterale. 17 al termine della prima frazione. Cronometrista a colloquio con Basile, palla ancora l'Olympus che chiuderà sicuramente in attacco questo primo tempo. Marcelinho sul sinistro, occhio a Marcelinho che prova il sinistro, la palla in mezzo è fuori. Manca un secondo però adesso alla fine del primo tempo. Provano, non credo una giocata in attacco la Sandro, penso che si faccia sui spogliatoi direttamente con un retropassaggio verso Wilde e quindi finisce così il primo tempo a Palla del Mauro. Situazione, due falli a testa che si azzereranno nella ripresa. Sandro Abate 5 Soccer 0, Olympus Roma 0. Francesco, primo tempo, risultato giusto? Sì, Alfonso, perché comunque i portieri sono stati protagonisti sia Ducci che Parisi. Primi minuti incandescenti dal punto di vista fisico e dell'atletismo, poi la partita un po' si è seduta con Roma che ha giocato. E dunque noi ci prendiamo una brevissima pausa per poi risentirci per i secondi 20 minuti di Sandro Abate 5 Soccer Olympus Roma.
Ben ritrovati amici del calcio a 5 del grande futsal Serie A New Energy. Sandro Abate e Olympus Roma hanno terminato la prima frazione sullo 0-0, 2 falli a testa, tante scelte discutibili da parte del treno di gara Pezzuto e di Canizzaro, che hanno fatto un po' lasciato con il fiato sospeso i tifosi e anche con qualche fischio di troppo. Francesco, subito la linea. Sì, Alfonso, i quintetti, vediamo Sandro Abate con Parisi, Avellino, Ezzi, Ojan e Gui, Roma con Ducci, Dimas, Luisigno, Fortino e il numero 23 di Eugenio, quindi si riparte con questi 10 calciatori. Eh sì, Francesco, Avellino prova a dialogare con Ezzi, Parisi deve destreggiarsi con i piedi, palla a Ducci, l'Olympus Roma subito che parte con un pressing fortissimo, alla Fortino, Dimas, ancora Marcelinho, palla a Dimas, Avellino, anzi non era Marcelinho, era Luisigno, poi c'è fallo qui non fischiato ancora da Pezzuto, Ozian col sinistro di Ducci in due tempi, rischio per l'Olympus. Cambiano anche le panchine per gli amici che ci seguono per la prima volta da casa, le panchine si cambiano. Dato che tocco qui di Dimas, Francesco, una giocata che forse vale il prezzo del biglietto. Sì, Alfonso, anche se la retaguardia della Sandro Abate si era addormentata letteralmente su questa palla vagante di Dimas col tacco, poi servito di Eugenio che calcia col sinistro, adesso palla in curva. Dicevo prima, Di buono solo la forza qui. Sì, dicevo prima, Ozian, hai visto se con il suo classico doppio passo del tiro di sinistro, bravo Ducci subito a parare. Intanto si continua a giocare mentre è scappato già via un minuto della ripresa. Avellino, palla per Gui, perde palla, perde il contatto col pallone, però resta a terra un calcettista della Olympus, si tratta di Luisigno che si tocca una gamba. Fortino chiama lo staff tecnico, si contorce qui Luisigno, anche smorfie di dolore le sentiamo fino a qui in cronaca, si tocca la gamba destra e quindi credo che la partita di Luisigno forse è finita subito dopo un minuto della ripresa. Sì, Alfonso, la zona della caviglia della tibia si tocca il numero 21 dell'Olympus Roma, c'è subito il cambio con Cotrupi che prende il suo posto. Speriamo però per la squadra romana che non è nulla di grave, anche se le smorfie di dolore mano sul volto, quindi si presume forse un brutto infortunio. Speriamo di no per lui e per l'Olympus Roma, perché ne perde poi della qualità della partita. Luisigno, però credo mani al volto anche la solidarietà dei giocatori della Sandro che stanno in mezzo al campo a rincuorare il calcettista brasiliano. Speriamo che possa rientrare in campo oppure lasciare precauzionalmente la partita. Gli applausi del pubblico e questo è un bel gesto, perché quando un giocatore è importante anche i tifosi poi sottolineano con un applauso il suo stato d'animo. Adesso non credo felice, perché viene portato da Ezzi ed è un membro della panchina dell'Olympus in panchina. Poi adesso Gabriel va a prendere il compagno di squadra, entra Cotrupi. Francesco, secondo te abbiamo chance di rivedere in campo Luisigno? Non lo so, però il giocatore esce zoppicando in panchina l'anno scorso campione d'Italia con la Feldieboli, quindi detto Magic, Alfonso, per gli appassionati di futsal. Roma perde una pedina importante. E quindi Magic Luisigno fuori per infortunio. Ancora Ezzi, lungolina per Gui prova ad addomesticare la palla, però la rimessa è laterale e per la squadra romana che batte Dimas. Palla di Eugenio, Fortino fischiato, che palla però qui, occhio, la puntata, Parisi salva tutto e poi qui prova subito a ripartire, però perde palla, una bruttissima palla alla squadra di casa, non deciso Ezzi, non c'è fallo. Gui di petto prova a far correre ancora Ezzi, che ha speso tantissimo già dopo 1 minuto e 40 della ripresa. Sì, doppia parata Alfonso di Parisi determinante, è rimasto a terra in posizione l'estremo difensore di Avellino. Brava la squadra irpina a difendersi, però quando attacca l'Olympus Roma fa paura. È sempre un pathos, un brivido lungo la schiena che corre nei tifosi della Sandro Abate. Palla a Fortino, ancora Dimas, ancora da Fortino, di Eugenio, deve rifugiarsi dietro, anzi non lo fa, rischia qualcosa, però poi bravissimo a non perdere il pallone. Fortino lo difende molto bene. Ancora Fortino, che giocatore Fortino. Palla di Eugenio, ancora Fortino di prima, Ezzi col petto. La Sandro Abate
Qui c'è fallo però di Cutrupi, se non vado errato, non c'è fallo. Poi Fortino un 3 contro 2, Fortino carica del sinistro, bravo ancora Parisi, però Parisi ha messo fino a questo momento, Francesco, più di una pezza per la Sandro Abate. Sì, Alfonso, abbiamo visto la prima vera puntata di Fortino, un giocatore un fuoriclasse, 40 anni, però Alfonso non si sentono perché un funambolo lo trovi dappertutto, atleticamente e fisicamente è un giocatore ancora che può dire la sua. Beccato dal pubblico, spinge, qui forse può essere anche sanzionato, invece no, raggiunge anche la tribuna Melillo, Gianfilippo Melillo, patron della Sandro Abate, mentre in panchina anche il vice allenatore Comella segue con molta attenzione la partita. Ancora Fortino, qui perde palla, bravo Avellino, Avellino prova a seguire Ezzi, prova il destro, Ezzi, la parata di Ducci, calcio d'angolo, conclusione improvvisa, lampo improvviso della Sandro. Ducci ci mette le braccia e devia in angolo il primo della ripresa per la Sandro Abate. Sì, Alfonso, portieri protagonisti, Parisi e Ducci sicuramente i migliori tra le compagini, si sono sempre fatti trovare pronti. Qui bravo Ezzi a scaricare un destro, buona la trama della Sandro Abate in contropiede. Adesso c'è calcio d'angolo, cade a terra Ezzi, vuole il fallo di simulazione Fortino che si becca sempre col pubblico con queste, diciamo, sì, diciamo che Fortino ha ingaggiato anche un duello personale con il pubblico del Pala del Mauro. Diciamo che la Sandro Abate ha anche fuori per l'assenza Gioselito. Sì, Alfonso, fortissimo Gioselito, che lo scorso anno giocava qui proprio a Roma, quindi è un fuoriclasse. Ovviamente oltre Ugherani le assenze si fanno sentire anche in fase di rotazione, come abbiamo visto la panchina è sempre in continuo movimento. Speriamo che comunque i giocatori di Basile tengano il ritmo di questa favolosa Roma. Dimash, palla di Eugenio, Fortino fischiato dal pubblico, prova a destreggiarsi, non c'è né fallo né la palla uscita fuori. Ducci, che palla qui per Fortino alle spalle di Avellino, ancora Fortino, palla a Dimash, si va da Di Eugenio, adesso è tambureggiante il forcing dell'Olympus. Dimash, lungolinea, però Avellino capisce tutto, qui può puntare Di Eugenio, qui sul sinistro, qui, diagonale al lato, fiammata ancora di qui. La Sandro Abate comunque quando può colpisce e fa paura. Sì, Alfonso, la Sandro Abate agisce prevalentemente in contropiede con Gui sulle sue. Quando punta l'uomo fa sempre paura il numero 9 della nazione italiana. Adesso punta ad Eugenio, la palla è sul destro, poi scarica però il pallone a Ozzi e riparte Avellino. Avellino palla a De Luccio, ancora Avellino, capitano dopo l'assenza di Massimo per infortunio. Qui forse c'è fallo su Di Luccio, non fischiato, Pezzuto di Lecce lascia molto giocare, poi Ozian, occhio a qui l'Olympus che si divora il gol dell'1-0 con Dimash. E qui Dimas da un metro praticamente si è divorato il gol dell'1-0. Anche qui però l'azione forse è stata viziata da un fallo dell'Olympus Roma, non sanzionato da Pezzuto. Resta a terra intanto Di Eugenio per il contrasto sul pallone con Ozian, quindi nulla da fare per i capitolini. Si salva Avellino, però non so se questo, diciamo, sia un presagio, perché la squadra laziale sta prendendo man mano campo. Avellino però deve difendersi e deve lottare. Infortunio ad un braccio per Di Eugenio, anche Gabriel ha fatto segno alla panchina, il braccio per il giocatore dell'Olympus. Sarebbe un'ecatombe per la squadra laziale dopo che ha perso Luisigno. Dopo un minuto della ripresa potrebbe perdere anche un altro protagonista, Di Eugenio, però ci tocca anche lui la fronte. E dunque si tocca un braccio di Eugenio, mentre entra Wilde per la Sandro Abate. Dimash un minuto fa si è divorato il gol dell'1-0, mentre c'è il primo fallo per l'Olympus, 0 per la Sandro. Gioco ancora fermo per soccorrere Di Eugenio, sarebbe il secondo infortunio in 4 minuti e 9 secondi per la squadra romana. Il gioco è fermo, non c'è time out, però il cronometro nel calcio 5 si ferma. Anche braccio e gamba destra per Di Eugenio, secondo calcettista sfortunato in casa
Olympus. Eh sì, smorfia di dolore di De Eugenio e lacrime il giocatore dell'Olympus. Adesso Gabriel e un compagno di squadra lo sostengono. Si tratta di Dimas, il capitano, e quindi dopo Luisinho un altro infortunio per Dorto, e quindi dovrà giocare anche adesso l'Olympus con una rosa risicata. Le rose si pareggiano in questo istante, però complici gli infortuni in casa Olympus Roma, non per squalifiche o altre tipologie di defezioni della partita. Palla Ducci, rimessa laterale per la squadra romana. Avellino non riesce a trovare il bandolo della matassa, è ancora 0-0, ma la squadra di Dorto sta cercando adesso di imprimere maggiore ampiezza alla partita, maggiore determinazione. Gabriel, palla a Wilde che adesso in diagonale riesce a chiudere, poi Avellino per De Luccio, cost to cost, però non franare addosso Di Luccio, se no commetti fallo. È molto bravo il giocatore della Sandro a fermare la sua corsa, altrimenti avrebbe commesso il fallo. Si va da Dimas, bravo Dimas, va via non ad Avellino, va via a De Luccio. Anche tecnicamente adesso sembra avere un quid in più la squadra dell'Olympus. Fuori intanto Fortino, Francesco. Sì, Alfonso, la squadra di Roma è messa sicuramente anche atleticamente, forse meglio di Avellino. Vediamo giocatori che si muovono senza palla in maniera veloce, fluida, sanno già dove passare il pallone, quindi giocano a memoria i giocatori di Dorto. Quindi speriamo che Avellino anche sul piano atletico deve tenere botta a questa squadra che, ricordiamolo, è sempre vice campione d'Italia. Assolutamente, l'Olympus Roma è una squadra che sta adesso mettendo una bella forza agonistica alla partita, anche una scritta preparazione atletica. De Luccio, qui c'è fallo, qui di Cotrupi, però non si fischia mai al Del Mauro. Wilde, Avellino, ancora Wilde, prova adesso a lasciare traccia, neanche per sogno, ancora Avellino. De Luccio, perde palla Di Luccio, Avellino non riesce proprio a gestire adesso un attacco in panne la squadra di Basile, e magari proprio Wilde sarà l'uomo decisivo fino a questo momento, tanto atteso, però Francesco non pervenuto. Sì, Alfonso, perché Avellino senza palla non si muove affatto, si muovono pochi giocatori in maglia bianca questa sera, quindi per Roma è molto più agevole recuperare il possesso e poi ripartire in fase offensiva. Dimas, Gabriel, palla ancora al numero 6 dell'Olympus, poi Dimas, capitano della formazione romana. Ancora Gabriel, buon giocatore, anche lui ha giocato un grande primo tempo. Cutrupi, occhio qui a De Luccio che prova a contenere Marceligno, non so se ha colpito il base del montante, però esterno, però Parisi ci sembrava sulla traiettoria. Poi adesso cerca la giocata per Ezzi, Parisi perde palla, 2 contro 2, Cutrupi va via ad Avellino, anzi no, Avellino può ripartire da Sandro, Ezzi sul destro, Ezzi ignora un po' tutti, poi imbucata per Wilde, ha avuto la palla buona come da te detto qualche secondo fa, poi la sparata in curva, però la giocata di Ezzi è stata sopraffina, ma soprattutto quella di Lucio Avellino in fase difensiva è stata determinante. Lampo di Ezzi, piattone al volo di Wilde, però che termina abbondantemente al lato, e quindi riparte subito l'Olympus, però perde palla. Adesso Avellino prova un po' a stringere le maglie dell'Olympus, ma chiede anche l'apporto del pubblico del Palazzo del Mauro. Sì, Alfonso, il pubblico in queste situazioni può essere determinante, ovviamente, perché i giocatori di Avellino hanno bisogno di una carica anche emotiva, oltre fisica e mentale. Di Luccio, pronto ad entrare Gattarelli in casa Sandro, occhio qui a Lucio Avellino che rischia qualcosa sul pressing di Marceligno, pallone tanto che si è perso in curva nord, adesso pronto ad essere recuperato da qualche membro dello staff della Sandro Abate. Si cerca Wilde, Gabriel lo contiene molto bene, si va dietro da Isgro che entra, Isgro giovanissimo, talentuoso, e poi entra anche occhio alla Sandro Abate, il palo di Lucio Avellino clamoroso, Francesco, un lampo. Sì, ha perso palla la squadra capitolina con
con Gabriel, poi Lucio Avellino ha scaricato un destro, palla sul palo, poi sulla schiena di Ducci, 9 volte su 10 va dentro. Questa volta però, quella unica volta è stata fortunata la squadra romana. Anche Wild sta adesso forse trovando un po' di cattiveria giusta, quella che forse tutti noi... Fallo di Cutrupi che chiede scusa. La cattiveria, dicevo, di Wild, forse che tutti noi ci auspicavamo. Una bella notizia però che rientra Luisigno, quindi l'infortunio non era serio. Però Ducci non so se ha toccato il bolide di Lucio Avellino, però attento, entra Luisigno intanto per la Olympus, fuori Cutrupi con il numero 10 che ha commesso il fallo qualche secondo fa, minuti 7 e mezzo della ripresa, sempre 0-0, ma la Sandro ha colpito un palo clamoroso qualche istante fa con Lucio Avellino. Ezzi qui subisce fallo, Ezzi un po' come Isgro, adesso il nuovo che avanza, migliore in campo. Sì, al fondo decisamente il numero 7 della Sandro Abate, a mio sommesso parere, è uno dei migliori in casa Avellino, con lo stesso Avellino. Adesso Wild sta cercando di imbastire qualcosa, di caricarsi la squadra sulle spalle, può farlo, deve riscattare un primo tempo abbastanza opaco. Assolutamente sono d'accordo con te Francesco, primo tempo opaco di Wild, secondo tempo un po' a sprazzi di testa, adesso prova la giocata, poi Gabriel di testa si rifugia tra le braccia di Ducci che adesso rimette subito in gioco l'Olympus Roma con Isgro, ancora lui, e qui Avellino attento in diagonale, poi Wilde, leggerezza di troppo, Avellino poi poteva servire sulla corsa Gattarelli, ha preferito la giocata verso Ezzi che però non ha capito il compagno, fuori Wilde, dentro qui. Sì, al fondo il pubblico però apprezza la giocata di Avellino perché comunque si sta sacrificando molto in fase difensiva il capitano biancoverde, quindi adesso anche per lui un errore può essere anche concesso perché sta giocando veramente un match importante. E dunque palla a Gabriel, si va da Isgro, ancora Luisigno, bravo Avellino, il break di Lucio, poi Gattarelli, si va da Ezzi. Ezzi ha speso tanto, Gui, ancora Ezzi, Avellino, Gui su sinistro, Gui lo carica fuori. Questo al fondo è stata un'azione fenomenale di Avellino, bellissimo l'assist in no look di Gattarelli per il sinistro di Gui. Adesso anche il pressing ha dato i suoi frutti, il pubblico gradisce, quindi Avellino c'è. Avellino cerca adesso di intimorire l'Olympus, mi aspettavo un time out qui da Dorto che non è arrivato, palla ad Avellino, perde però la sfera in maniera anche un po' goffa, quindi si va da Gabriel, Isgro, palla ancora a Gabriel, perde la palla anche qui in maniera grossolana Luisigno. Francesco, la Sandro Abate deve trovare anche il coraggio dopo questi errori dell'Olympus. Sì, deve trovare la giusta cattiveria agonistica Alfonso, perché comunque in fase di pressing la squadra di Mister Basile c'è, deve però concretizzare quelle rare occasioni che gli si propongono, come adesso sul buco difensivo di Roma. Una maggiore cattiveria e concretezza offensiva poteva far sì che Gui potesse trovare la marcatura. Però c'è calcio d'angolo, non se ne era ravveduto il direttore di gara Pezzuto, ci ha pensato Canizzaro a decretare il corner in favore degli Irpini. Ezzi si fa vedere subito che in aria appunto il carico per Gui, palla però che si perde lontano dalla porta, fuori Gabriel, dentro numero 24 Biscossi. Sì, Alfonso, abbiamo assistito a molti calci d'angoli con palle alte e tiro al volo, per ora però nessuno di questi ha preso lo specchio della porta, quasi tutto in curva le palle dei calciatori. Dimash, che giocata qui, ripiegamento di Gattarelli, poi Gui bro, para Ducci e poi non trattiene la Sandro Abate, non riesce il tap-in, carica il pubblico del Mauro che spinge i biancoverdi che stanno adesso spingendo a caccia del gol del vantaggio. Bravo Ducci, l'Olympus brava a difendersi e adesso anche il coro degli ultra. Sì, al fondo si è alzato il coro Lupi Lupi come quando gioca la squadra di casa militante in Serie C, adesso vogliono il gol i supporter sirpini. Gol che però non credo arrivi, qui c'è fallo di Ezzi, sanzionato dal direttore di gara, a 3 falli l'Olympus Roma, sì, se non sbaglio verrà adesso assegnato il fallo.
No, Alfonso, non mi sembra che ha fischiato l'arbitro, si è mossa però la maglia di Dimas, ma l'arbitro non ha commesso, non ha chiamato infrazione, si giocherà semplicemente con una rimessa laterale. Conto dei falli 0 Sandro Abate, 3 Olympus. Occhio qui, che giocata di qui, che qui ha salvato Pentola e Coperchi in casa bianco-verde, però l'Olympus sta soffrendo, però quando attacca fa paura sempre Osian. Qui non si intende con Osian e neanche con Gattarelli, peccato. Sì, questi contropiedi Alfonso non bisogna sfruttarli così male, bisogna anche ragionare su un contropiede, perché comunque Gui poteva aspettare la corsa di un compagno più vicino, ha preferito servire Osian che già si era proiettato in avanti. Sta per rientrare Fortino, è rientrato anche Cutrupi per Luisigno. Palla Avellino che fa un pressing, Biscossi, bravo con il tacco, a servire Biscossi, poi Avellino, palla a Gui vuole un fallo che non ottiene, poi alza un bel pallone verso Avellino, gradisce il pubblico del Mauro, Gattarelli, ancora Avellino, difesa molto forte quella dell'Olympus, ancora Osian, si mette in proprio Osian, poi prova anche il destro, palla alta, si è messo in proprio l'ex Napoli. Sì, ha fatto molto bene Osian a traccare il tiro, adesso avvicendamenti in casa Olympus. Fuori il numero 19 Marceligno, dentro Fortino. Sì, che adesso sicuramente ci sarà uno contro uno col pubblico, però alla fine Avellino si sta facendo apprezzare, ci sta provando la squadra di Basile, sfortunata in un paio di occasioni, però fatto sta che la bontà della squadra, della rosa a disposizione del mister ex Napoli ci sia, però l'importante è che adesso si difende gli attacchi dei laziali, che comunque quando hanno il possesso della sfera sanno già cosa fare. Qui, occhio qui, un 3 contro 1 Fortino e realizza il gol dell'1-0 Fortino. Francesco, hai chiamato il gol dell'Olympus Roma, sei stato un buon profeta. Passa in vantaggio la squadra laziale con Fortino, 1-0 al minuto 10 e 46 secondi. Sì, Alfonso, due triangoli mortiferi per la squadra di Basile, che comunque hanno trovato Fortino, forse l'uomo più discusso, che ha depositato la sfera in rete per il vantaggio capitolino, vantaggio che comunque si è costruito la squadra di Mister Dorto. Adesso però noi ci attendiamo una reazione di Avellino, anche il pubblico carica la squadra di Massimo Abate. Anche perché ai punti in questa ripresa meritava qualcosa in più la squadra di casa, invece beffata da Fortino. Wilde adesso non si intende con Osian, adesso la Sandro Abate però non deve perdere coraggio, fuori Avellino, dentro Gattarelli, intanto per la squadra di Basile. Occhio a Gui che qui stava rubando un pallone volandosi verso la porta, poi bravo a ripiegare Cutrupi. Diciamo che l'Olympus è passata nel momento di maggiore pressione di Avellino. Sì, al fondo bisogna avere però tutto quanto la stessa determinazione che ha Gui, il numero 9 ci crede, ha voglia di fare bene per Avellino. Vediamo se i suoi compagni di squadra saranno come affamato come lui per tentare il pareggio. Osian, bravo Dimas a contenerlo. Avellino adesso non deve farsi prendere dalla frenesia di pareggiare subito la partita, perché mancano ancora 8 minuti e 46 secondi. Intanto qui Ducci prova a trovare una conclusione. Wilde, ancora Gattarelli, perde palla, Ezzi intanto scarpita per entrare, palla Osian, Gui, Osian, prova il sinistro di poco a lato, Ducci, subito Dimas ci mette il corpo molto bene Gattarelli, Osian è uno contro tutti, poi Gui prova a caricare il destro rimpallato, palla alla Sandro Abate, mentre resta a terra anche Osian per Avellino che si tocca la gamba sinistra. Sì, Alfonso, diciamo che Osian forse in quel coast to coast dove stava da solo praticamente ha speso tanto e forse si è accasciato per i crampi. Vediamo che comunque ha trovato un genere di intesa con mister Basile. Ci sarà un cambio però dentro Avellino. La Sandro Abate ha preso il gol con l'assenza del capitano, quindi un aneddoto questo qua, perché stava difendendosi bene. Anche qui si divora l'1-1 qui, incredibile, clamoroso. Ducci è stato determinante, è stato bravo a rimanere sul pezzo, ma Gui si è divorato 2 volte il gol, anche nel tap-in è stato bravo il portiere col numero 13.
Fortino adesso, la Sandro Abate sta meritando il pareggio, sta meritando qualcosa in più la squadra di Basile. Dentro Ezzi, fuori qui tra i migliori però in campo per la squadra biancoverde. Peccato, però Ducci sta salvando tutto in casa Olympus. Avellino perde palla, Fortino, leziosismo qui di Fortino, che sta vincendo il duello con il pubblico, ha segnato proprio lui. Ezzi, palla dentro però verso Ducci, che può controllare e fare ripartire proprio Fortino. Dimash, palla ancora Fortino, sarà calcio d'angolo, Sì, aveva tentato la giocata di prima Fortino al volo, ne ha fatte tante di giocate del genere Fortino, dove senza guardare già sapeva dove fossero i suoi compagni di squadra. Avevano però beneficerà di un calcio d'angolo. Speriamo che questo calcio d'angolo sia di buona spiccia per i giocatori biancoverdi. Si era zona la squadra d'Orto. Lo schema verso Wilde del tiro di Cattarelli e si divora ancora un nuovo gol. La Sandro Abate, qui uscita a vuoto di Parisi, non l'ha toccata nessuno e c'è il gol clamoroso, qui, e Avellino regala qui un 2-0 clamoroso all'Olympus Roma. Qui Parisi protesta e si becca il giallo. Abbiamo visto anche dal replay che ci fornisce la regia il tocco, non lo so, non mi è chiaro se c'è stato forse un autorete di Wilde, non ho capito bene il raddoppio dell'Olympus Roma. Sta di fatto che adesso il punteggio recita a Sandro Abate, Fire Soccer 0, Olympus 2. Adesso la strada per gli irpini è tutta in salita. Pensavo Alfonso di averle viste tutte dopo questo gol, non gol. Fatto sta che il signor Pezzuto, molto discutibile la sua direzione di gara, sembrava di non averla toccata Parisi, poi infatti si è preso anche il giallo. Fatto sta che un gol regalato a Roma, anche fra poco anche il terzo ci regalavano la squadra di Basile, che forse è andata in bambola adesso. Bisogna lavorare adesso sulla testa dei calciatori irpini. Fa bene a chiamare timeout il coach di Avellino. Timeout Basile, Fortino carica l'Olympus che ormai sembra avere la partita in pugno quando mancano 6 minuti e 53 secondi alla fine, però vorremmo appunto far luce sul raddoppio della squadra. Io non ho visto tocchi anche dal replay fornito dalla regia, non so se c'è stato forse un tocco di Wilde che appunto ha determinato il raddoppio della squadra capitolina. Lo sta di fatto che adesso Avellino si trova sotto di 2, ha alzato le braccia di Dimash, però non abbiamo ben capito bene se l'abbia toccata o meno. Timeout finito, si torna in campo per questi ultimi 6 minuti e 53 secondi. Serve l'impresa all'Avellino per recuperare la partita che l'Olympus sta portando a casa nel secondo tempo con il minimo sforzo. Dopo un buonissimo primo tempo la Sandro Abate sta ampiamente meritando qualcosa in più, però il tabellone è chiaro, 0-2. Wilde, Fortino, palla a Dimash, Fortino che durante il timeout ha preso lui un po' le redini in mano della squadra, maglia rossa. Ancora Fortino, Dimash, va via Gattarelli, Dimash 1 contro 1, Dimash, bravo Parisi a metterci la mano di richiamo, Francesco, e sta rilassando dal capitombolo. Sì, Alfonso, la Sandro Abate sembra quasi aver mollato gli ormeggi, però adesso bisogna gestire questo svantaggio nonostante il doppio, diciamo, gol di Roma, anche se Fortino adesso trova anche il triplo con un gol fantastico, giocatore
di altra categoria, nonostante i 40 anni, si carica la squadra sulle spalle, come hai detto tu, nel time out l'ha quasi gestita lui la chiamata e quindi trova la sua doppietta e il tris per Roma. Risultato pesantissimo però per gli Irpini. Fuori Parisi intanto, portiere del movimento dentro Di Luccio per la Sandro Abate con la maglia nera. Adesso le prova tutte Basile, però un gol clamoroso di Fortino. Trova l'incrocio dei pali, incredibile. Avellino, Di Luccio, il portiere del movimento per riaprire la partita. Adesso 6 minuti e 20 alla fine. Ancora Avellino, Di Luccio, ancora Di Luccio, Avellino, Osian prova a allargare le maglie, non ci riesce. Ora la Sandro, Wilde che cambia le scarpette, anche Di Luccio, Osian, Avellino, Osian, Wilde, siamo sempre lì però non riusciamo a creare un'occasione. Occhio a Di Luccio, Avellino prova il destro, anzi no, poi da Osian, lo ferma Luisigno, poteva provare a calciare. Adesso ad Osian, Avellino, saltano un po' gli schemi, Di Luccio, Avellino. Eh sì, Alfonso, quando si ha il portiere di movimento adesso la sostanza è fare gol. Però non perdere palla così Osian, altrimenti Fortino ne fa 3 e si porta il pallone a casa. Wilde, palla ancora Wilde di Osian, Avellino, Osian prova il destro, però sembra avere non la giusta cattiveria la Sandro Abate, la giusta voglia, la giusta determinazione, la giusta motivazione per far gol. Alfonso, da queste parti le chiamano la famosa cazzimma, serve quella forse ai giocatori di Basile per trovare il gol che potrebbe riaprire il match. 5 minuti sono tanti, però serve segnare adesso. Ancora Avellino, lo scarico per Gui prova il destro alto sulla traversa, però c'è il calcio d'angolo, c'è una deviazione che io non avevo visto. Palla ancora ad Avellino, dietro anche Marceligno, prova a rientrare. Pure l'Olympus Roma ha preso 2 giocatori importanti come Di Eugenio e Luisigno. Gui, Osian, Wilde, ora Osian, palla da Avellino per Gui, e c'è il gol di Avellino, di Wilde che la riapre. Wilde, il gol di Avellino. Eh sì, Alfonso si è trovato al posto giusto al momento giusto. Lamentano un fallo di mano per i giocatori laziali, forse era attaccatissimo al corpo perché era attaccato anche al palo il giocatore col numero 11. Quello che non ti aspetti, forse è proprio il giocatore che deve dare la scossa, è lui, è Wilde. Adesso vediamo, anche il pubblico sembra chiederci. 4 minuti e 25 tutti da vivere al Del Mauro. 1 Avellino, Sandro Abate, 3 Olympus Roma, doppiata di Fortino. E poi un gol che non abbiamo capito neanche noi in cronaca diretta su Fusa TV. Qui c'è fallo su Avellino, però pezzuto di Lecce, davvero sembra non prendere Basile. Qui si prende anche poi la ramanzina del direttore di gara, ma così cioè, non va bene, perché Avellino poteva usufruire poi del quinto fallo dell'Olympus e poi l'Olympus doveva stare attenta a non commetterne altri. La palla per Avellino adesso, ancora Lucio Avellino, prova testa alta a uscire, prova anche il destro, lo carica, sarà calcio d'angolo, no. Bravissimo qui Ducci a salvare il corner. Qui imbucata per Biscossi, molto buona per l'Olympus. Avellino adesso però forse la cazzimma la sta trovando, adesso però deve crederci la squadra a cui c'è fallo netto. È giallo anche Perez. E questo lo ha chiamato ovviamente Pezzuto, l'altro su Avellino no. Resta a mio avviso discutibile la direzione del fischietto leccese. Fatto sta che comunque adesso c'è il primo fallo in casa Sandro Abate, giallo per Ezzi, speso bene a mio avviso. Giallo sacrosanto per Ezzi, l'ex Monastir si è beccato un giallo. 3 minuti e 40 alla fine della partita, però nel calcio a 5 tutto può succedere, anche se l'Olympus dovrà suicidarsi per non portare a casa questa partita, che sta portando a casa con il minimo sforzo nella ripresa, però Avellino meritava qualcosa in più. Altra volta Di Luccio, portiere di movimento in casa Sandro, ha trovato il gol con Wilde che rientra anche lui in campo. Sì, diciamo che la squadra forse è stata presa a freddo da quel gol, non gol come ho detto prima in cronaca diretta, e adesso sembra deve trovare le forze, le energie
psicofisiche per rientrare ulteriormente nel match la squadra di Basile. Secondo me se fa un gol adesso Avellino la riapre, però occhio all'Olympus, palla alta, se fa gol la Sandro secondo me pareggia la partita. Sì, Alfonso, perché poi Roma va in paura, perché tutto può succedere nel futsal. 3 minuti e 04 sono tanti, quindi bisogna solo lottare e crederci, ovviamente. Osian, palla per Wilde, palla per Osian, Avellino, Fortino il coach in seconda di lotta. ciao Osian, Gui, ha allargato la maglia molto bene qui, però ci ha messo il piedone. Sì, Marcelino ha messo il Marcelino. piede e quindi rientra adesso anche Fortino per dare manforte ai suoi. Un coach in seconda, possiamo dire, l'ex giocatore di Napoli, si impegna qui, commette fallo su Osian, Peccato che non ha stoppato questo pallone qui, questa era buona. Adesso Dorto mette Fortino solo per difendersi, se ci fai caso Alfonso, perché comunque è un uomo di esperienza, sa come gestire le fasi di difesa quando c'è il portiere di movimento. Però adesso il tempo scorre inesorabile, blocca Parisi, Wilde, 2 minuti, poco più alla fine della partita. Adesso veramente il cronometro non è amico della Sandro Abate, anzi è nemico. Ancora Di Luccio, ennesimo portiere di movimento, ennesimo cambio per Olympus, entra di nuovo Fortino. Adesso è una partita a scacchi tra Dorto e Basile, ovviamente ogni qualvolta c'è il portiere di movimento con Di Luccio c'è Fortino in campo. Abate che prova anche a scuotere i suoi dalla tribuna, palla a Avellino, Lucio Avellino prova il destro, anzi no, non prova la conclusione, il capitano poteva farlo a mio avviso, poi Dimash, bravo Di Luccio, Wilde, palla a Osian, Di Luccio, buona l'imbucata Di Luccio, la parata di Ducci, incredibile. Fortino si arrabbia con i suoi. Eh sì, perché qui Di Luccio aveva lo specchio della porta avanti, aveva anche centrato l'incrocio dei pali, è stato bravo Ducci a parare. Fortino arrabbiatissimo con i suoi, qui prova il destro, sarà calcio d'angolo, prova il forcing a Sandro Abate, prova a riaprire la partita, manca 1 minuto e mezzo, se si fa gol adesso la possiamo pareggiare. Palla ancora a Avellino. Vediamo questo attacco con Di Luccio, con Gui che tira, bravissimo ancora Ducci. La porta è stregata Francesco, perché Ducci poi sta facendo una grandissima partita. Palla ad Avellino, ancora Avellino, adesso la Sandro Abate prova a spingere le ultime forze perché la partita ormai volge al termine. Osian prova l'imbucata, Wilde la trattiene, bravo Wilde. Adesso Wilde però dopo il gol si è un po' ripreso, dato lui a segno, però troppo poco. Ancora Avellino, qui si va da Di Luccio, ancora qui Osian, palla a Wilde, vuole forse un fallo che non c'è, Avellino, qui palla a Di Luccio, la rimessa è per Avellino, si protesta dalla panchina della Olympus, palla verso Wilde, poi palla che colpisce il pubblico, però Francesco ormai 48 secondi, la partita sta avvolgendo verso i titoli di coda. Sì, Alfonso, la gara si sta dirigendo verso la capitale, comunque buona la prova della Sandro Abate che dopo il gol dell'1-3 ha cercato di trovare qualcosa, qualche trama importante. Il portiere di movimento ha fatto sì che la partita si riaccendesse, anche se Roma difensivamente però non si è disdegnata, giocando una partita corta. Peccato, perché la Sandro poi è cresciuta tantissimo dopo il gol di Wilde, non è riuscito però a trovare poi il secondo gol che avrebbe aperto la partita vera definitiva. Mancano 17 secondi adesso. Ezzi sembra sconfortato ormai in panchina. Olympus vicinissima al traguardo della vittoria, prima sconfitta per gli Irpini. Di Luccio, la palla è proprio qui, adesso 8 secondi, se entrava questa poteva ancora sperare nel miracolo che non avverrà. Francesco, la Sandro Abate cade al debutto in casa contro una delle favorite per la vittoria finale, ha giocato una buona partita, le assenze di Gioselito e di Ugherani si sono fatte sentire, braccia appunto sul fianco per Basile, i giocatori si danno la mano,
male per il risultato la prima della Sandro Abate, buona la prestazione. Sì, Alfonso, dopo il gol del 2-0 forse la partita è finita, possiamo dire così, perché comunque quel gol ha annientato mentalmente la squadra di Basile, che però si prende gli applausi del suo pubblico, si prende gli applausi anche la squadra di Roma. Finisce 3-1 per la squadra capitolina, un match combattuto, un match equilibrato, dove forse i singoli hanno fatto la differenza. Assolutamente sì, fortino per l'Olympus Roma, però Avellino ha disputato una grandissima partita di cuore e di grinta contro una squadra che ha perso anche per infortunio due giocatori, di Eugenio e Luisigno a metà partita. Sembrava la strada spianarsi per Avellino, invece finisce 1-3. Francesco, risultato giusto? Risultato che forse premia la squadra di Roma eccessivamente, però la squadra comunque è andata da torto, ha giocato un match importante che sicuramente con giocatori come Fortino e Marcelino potrà dire la sua nel campionato. Avellino ci ha messo il cuore, ha trovato sulla sua strada un Ducci in formato super, quindi a mio avviso il pareggio forse la partita era il risultato più giusto per questa partita, perché sono due squadre che si competono il campionato, sono di pari livello. Ha premiato però la caparbietà di Roma, il risultato, con la squadra di Avellino che ne esce sicuramente a testa alta. Seconda vittoria consecutiva in 2 stagioni per la squadra dell'Olympus Roma, finisce 1-3, Sandro Abate 1, Olympus 3, ripetiamo i marcatori, doppietta per Fortuna e poi forse una torretta di Wilde che poi ha riaperto la gara a pochi minuti dalla fine della partita. Da Alfonso Marrazzo è proprio tutto. Un saluto a tutti i telespettatori di Futsal TV da Francesco Marrazzo. Con il coach della Sandro Abate, Piero Basile, abbiamo commentato in diretta, ottima la prestazione, di negativo il risultato, un secondo tempo dove la Sandro Abate è stata colpita forse nel miglior momento della sua partita. Sì, purtroppo in questo campo la differenza la fanno i dettagli, qualche palla persa, infatti il loro gol è stato su una seconda palla in cui sono stati bravi ad arrivare prima di noi, però fino a quel momento noi avevamo creato almeno 4 palle gol nitide. È normale che in queste partite, quando mancano 10 minuti, chi riesce poi ad andare in vantaggio ha grandissime possibilità di portare la vittoria a casa. Purtroppo noi non siamo stati lucidi sotto porta, abbiamo sbagliato qualche occasione, sicuramente un pochino anche di sfortuna. Abbiamo subito il gol, poi la partita lì si è aperta, perché chiaramente poi noi sappiamo che nel finale di gara in questo momento le squadre avversarie arrivano meglio di noi fisicamente, quindi per noi era dura. Abbiamo fatto anche bene il portiere, abbiamo fatto un gol, abbiamo creato qualche altro, poi è stato il gol che ha spezzato le gambe, è stato chiaramente il secondo gol. Sì, volevo arrivare qui, mister, perché il gol del raddoppio ha forse spezzato le gambe alla Sandro Abate, che prima della prima rete di Fortino aveva fatto la partita, giocando, approcciando meglio nella ripresa la partita rispetto a un primo tempo un po' sottotono. Sì, alla fine era questo il piano di gara, perché noi volevamo arrivare bene nel secondo tempo, no? Perché sappiamo che il secondo tempo per noi fisicamente, l'ho detto prima, è difficile, quindi volevamo portare in porto bene il primo tempo per cercare di risparmiare qualche leggina, per cercare di abbassare un po' il ritmo. La partita era andata così come l'avevamo preparata. Ti ho detto, poi è normale che quando mancano 10 minuti la gara è sullo 0-0, è normale che chi fa gol per primo ha più possibilità di portarla in porto, soprattutto perché noi poi alla fine abbiamo avuto poca forza dopo il 2-0 preso un po' così, perché prendere un gol così veramente a livello mentale è difficile. Volevo concludere con questa osservazione. Olympus ha perso Luisigno e Di Eugenio per infortunio nel momento dell'inizio della ripresa. Le rotazioni si erano accorciate anche per il coach Dorto, però alla fine gli episodi hanno deciso la partita. Poteva girare a favore di Avellino, invece poi la partita è andata a Roma. Sì, è così, è inutile ripetermi. Purtroppo sullo 0-0 loro sono più bravi di noi a sfruttare forse in quel momento l'unica occasione da gol che avevano avuto nei primi 7-8 minuti, quindi è stata una transizione, Fortino ha fatto un bel gol, noi purtroppo non siamo riusciti ad andare in vantaggio e forse lì è stato un po' il nostro errore. Il palo di Avellino che da vendetta. Sì, non essere andati in vantaggio, poi chiaramente sapevamo che se andavamo sotto sarebbe stata dura. Grazie a mister Piero Basile, bocca al lupo per la stagione. Grazie a voi, grazie.
Vittoria importante dell'Olympus all'esordio al Palla del Mauro in casa della Sandro Abate. Coach Dorto, il gol di Fortino arriva forse nel momento di maggiore pressione della Sandro Abate, però l'Olympus Roma nel primo tempo ha creato tante chance, è mancato solo il gol. Sì, ma devo dire è stata una partita equilibrata, come ho detto prima al suo collega, faccio i complimenti a Sandabate perché nonostante fossero a ranghi ridotti hanno giocato benissimo, ci hanno messo molto in difficoltà, è stata una partita equilibrata, anche loro hanno avuto azione, anche noi, poi al secondo tempo sono un po' crollati perché c'erano pochi cambi. Il secondo gol che ha spesato un po' le gambe. Sì. E allora abbiamo preso un po' il sopravvento, però è stata una bellissima partita. E faccio i complimenti al mio amico Basile perché nonostante tanti infortuni è riuscito a mettere su una bella squadra. Sullo 0-0 inizio ripresa dopo un buonissimo primo tempo dell'Olympus, prima Luisigno poi De Eugenio hanno lasciato il campo per infortunio, uno come attualmente la condizione fisica dei suoi calcettisti e poi se ne ha temuto appunto di crollare dopo gli infortuni anche mentalmente. No, perché secondo me abbiamo dei giocatori che sono polivalenti, possono giocare in qualsiasi ruolo e quando si è fatto male Luisigno, laterali ce ne abbiamo, De Eugenio abbiamo adattato Biscossi dietro, per cui sono contento che ogni giocatore quando serve si adatta a quello che gli dico io, a giocare nel ruolo che gli dico io. E poi Fortino che ha vinto anche il duello personale con il pubblico del Palla del Mauro, ha realizzato 2 gol di bellissima fattura, abbiamo commentato anche in diretta che durante i time out era come un secondo allenatore per la squadra, anche in campo ha spronato i compagni fino alla fine quando la Sandro Abate ha schierato il portiere di movimento e anche questo è un fattore che l'Olympus è una squadra forte in tutti i campi. Sì, abbiamo dei veterani, gente che ha giocato ad alto livello, che può essere d'aiuto. Io dico sempre che se uno può dare dentro il campo o anche fuori, per me è importante perché fanno gruppo e l'esperienza conta molto. Avellino e Roma hanno dimostrato questa sera di giocarsela alla pari per buona parte della partita, l'ha vinta l'Olympus, sono 2 squadre secondo lei pronte per giocarsi un grande campionato? Sì, al completo Sandabate può fare un grande campionato. Sono sicuro, e noi anche, perché questo come ho detto a tutti è uno dei campionati più difficili che ci sono perché cioè, tutte le squadre sono forti e sarà molto difficile trovare dei buoni piazzamenti. Grazie a mister Dorto e in bocca al lupo del campionato. Grazie.